Teatro Trianon Viviani si prepara a celebrare la famiglia Scarpetta con una mini rassegna dedicata ai protagonisti di una famiglia che ha fatto la storia del teatro mondiale. Quindi come lo fa? Lo fa con due allestimenti nuovi in prima assoluta ed un incontro per un approfondimento sull'ascito artistico del maestro Edoardo De Filippo sui giovani artisti. Primo appuntamento da venerdì 6 a domenica 8 maggio con Titina la Magnifica, uno spettacolo che, come avete capito dal titolo, omaggerà la grande Titina De Filippo, una figura emblematica del nostro Novecento italiano, ma soprattutto chiave del successo per i fratelli De Filippo. E oggi con noi abbiamo appunto i protagonisti di questo meraviglioso spettacolo e quindi diamo il buongiorno all'attrice Antonella Stefanucci, grazie Antonella di essere qui con noi, e Edoardo Sorgente. Buongiorno Edoardo, ben trovato. Dunque, Titina la Magnifica, al centro questa figura emblematica del nostro Novecento italiano, una figura che per l'appunto, come dicevamo, chiave di successo per i fratelli De Filippo, una figura che oggi per noi ma anche per gli attori tutti un vero e proprio punto di riferimento. Per me la Magnifica, ecco, ben titola. Sì, il Titina la Magnifica, vabbè, era un critico teatrale che la definì così, Titina la Magnifica. Per me è stata sempre un punto di riferimento. Io quando ero bambina guardavo i film in bianco e nero con Titina De Filippo, con... mi piacevano, l'ho sempre tenuta come punto di riferimento. Credo che Titina sia stata un'attrice moderna, contemporanea, asciutta, ed è stata tra l'altro, pur essendo della sua epoca, un'attrice che si è confrontata subito con i media, no? Col cinema, con la televisione. È riuscita a captare quelli che erano il linguaggio dei media di quel periodo, no? Assolutamente. Riuscendo a raccogliere proprio l'affetto anche del pubblico. Ma quando lei poi faceva i film con Totò, nello spettacolo infatti noi citiamo la sua ospitata al Musichiere. Erano veramente i primi anni della televisione, lei fu bravissima anche ad improvvisare. E nel Musichiere lei fece anche il pezzo di Filumena Marturano, cosa difficilissima per l'epoca, no? Esatto. Che ancora oggi portare un pezzo teatrale così in televisione è difficile. Quando tu porti un pezzo di teatro... una pièce teatrale di grande profondità, ecco, poi non andava a collimare appunto con il format del programma, quindi... assolutamente no, infatti lei inizia l'ospitata dicendo io voglio cantare una canzone, perché in televisione ovviamente la prima cosa che fai e magari canti una canzone e fai prima. E invece lei no, raccogliendo poi l'apprezzamento di critica e pubblico. Tra l'altro Edoardo si racconterà la grande Titina attraverso lo stile del collage, no? Uno stile tanto caro a Titina, attraverso la stanza dei ricordi, delle sue memorie. Si parte insomma dalla sua adolescenza, i suoi ricordi da bambina fino al successo e anche la malattia, l'incontro con i fratelli. Esatto, no? Descrivono la storia di Titina, una serie di figure maschili che vengono evocate sotto forma di ricordi, da Peppino De Filippo piccolo, Edoardo De Filippo piccolo, Pietro Carloni, suo marito poi dopo, macchinisti, direttori di scena, prime donne, insomma una serie di evocazioni strane per parlare della storia di Titina, che è una storia fatta, c'è un momento in cui ne parla molto bene, dove c'è questa sua grande contraddizione, questo suo grande dubbio, se essere madre o essere artista, essere donna o essere artista, ed è sempre stata una grande... Tema di grande attualità, no? Che un po' oggi ancora ci riportiamo, se vogliamo. Sì. Ancora È molto complicato, soprattutto per la donna, nonostante il 2022, riuscire a fare una scelta del genere è molto complicato. E lei invece con grande coraggio riesce, no? A scegliere, lo fa. Sì, lei riesce, però vuole essere anche una donna, una madre, una moglie, per cui a un certo punto... Con tutte le difficoltà, no? Con tutte le difficoltà che ci sono ancora oggi. Esatto. Cioè, bisogna fare sempre delle grandi mediazioni, no? Fra il nostro lavoro e la famiglia. Io l'ho fatto, sono felice comunque di averlo fatto, di non aver rinunciato a una parte di me, che è quello della famiglia, del marito, dei figli. Vuol dire essere donna, insomma. Vuol dire essere donna, non c'è niente da fare. Però è una doppia fatica, una tripla fatica. E lei questa cosa l'ha vissuta e noi nello spettacolo l'ha preannunciata, no? L'ha raccontata, diventando ancora una volta testimone appunto di riferimento poi per le nuove generazioni. Ma secondo te che cos'è che ha reso così grande, così magnifica la nostra Titina da un punto di vista proprio artistico? La modernità.
proprio il modo di recitare, che era contemporaneo, asciutto, rispetto a un trombonismo teatrale. Cioè un modo di recitare teatrale che passava in un vecchio teatro, secondo me. Invece lei era diretta. Asciutta, mi è piaciuto questo termine che ha utilizzato. Assolutamente, non è retorica, non è enfatica. Non è facile. Non è facile, no, non è facile. Cioè, ci siamo, no. Tant'è che infatti molti attori di teatro poi non passano in televisione, non riescono a passare. Cioè sono due modi di recitare completamente diversi. Non è un caso che poi dopo, insomma, lei faceva la spalla poi a Totò. Esatto. Totò e Peppino sono stati... Cioè comunque i De Filippo sono riusciti ad usare il mezzo cinematografico e televisivo, che era una cosa importantissima, che ancora oggi una parte del teatro, cioè ancora non si capisce come si può fare per esempio una commedia in televisione, non si è capito ancora. Come... Però loro ci riuscivano, ecco, poi queste grandi personalità, no? Ci riuscivano in maniera straordinaria, tant'è che oggi diventa davvero un modello di riferimento proprio nel panorama della letteratura teatrale ma anche globale. Perché loro raccontavano storie contemporanee. Storie contemporanee, tra l'altro, ecco, lo dicevi anche prima tu, Titina, antesignana, ecco, il concetto della modernità diventa antesignana di un cambiamento epocale della società, che per l'appunto è un cambiamento che inizia proprio con lei. Assolutamente, ma proprio l'essere donna, l'essere comica, c'erano delle grandi caratteristiche. Non mi viene, come si chiama lei, l'altra grande, Tina Pica. Tina Pica. Ecco, non mi veniva, cioè io poi vado Tina De Filippo e Tina Pica, per me sono state le mie... I tuoi riferimenti, i miei no? punti di riferimento, sì, assolutamente. Io non guardavo le belle, cioè loro erano, mi facevano ridere. Quando il teatro e la recitazione è e non ha bisogno, no, di orpelli. Assolutamente. Intanto ecco tante le figure, anche quelle maschili, per evocare anche il ruolo, come diceva lei, di i diversi ruoli, no, che Titina interpretava, non solo attrice ma anche moglie, madre, sorella, comunque di personalità molto spiccate, soprattutto quella di Edoardo. Ci sono vari momenti nello spettacolo in cui si parla del ruolo capire cuscinetto. Anche il ruolo molte volte a di mediare Titina. anche fra i due fratelli. Assolutamente sì, ci sono vari momenti nello spettacolo in cui si parla di questa funzione anche di Titina, del ruolo cuscinetto, cioè mentre riuscivano immediatamente a collocarsi sia Peppino che Edoardo, che facevano a gara, Titina invece rimaneva un po' nel centro e ammortizzava un po' i conflitti che stavano già nascendo dai due fratelli. Esatto, cercava di porre quell'equilibrio, no, fra i tre, quel triangolo appunto che potesse essere perfetto per appunto donna coraggiosa, ma che decide di ricoprire il ruolo di tramite, di trade union all'interno di una famiglia complessa, non solo lei e i due fratelli, ma anche quello che era il precedente, la famiglia Scarpetta. Che poi la modernità, secondo me, di Titina, di Filippo, nasce dal fatto che lei viveva il grande dramma di non essere né troppo brutta, col porro, coi baffi, per fare la caratteristica, fare il carattere, la macchiettona. Perché il rischio era quello all'inizio della sua carriera, lei temeva proprio questo. Né troppo bella però per fare i ruoli da prima donna, i ruoli da scosciata, diciamo così. Quindi secondo me è questo limbo che ha vissuto per tutta la sua vita che ha permesso... È stata poi la sua forza, no? La sua forza, quel quid maggiore che le ha permesso di non essere etichettata, stigmatizzata attorialmente. Sì, perciò poi diventa un'attrice completa. È cosa a cui tendiamo tutti, insomma, perché ancora oggi c'è, purtroppo per noi donne, c'è un problema, insomma, se sei una caratterista, se fai comicità, devi avere delle bruttezze fisiche, esatto. Cosa che invece non credo, insomma, ce ne sia bisogno. Bisogna sfatare anche oggi un po' questo. Assolutamente, sì. Penso anche che il comico debba usare meglio le attrici, le donne. Bisogna capire meglio qual è il loro talento, no? Sprigionarlo prescindendo da quella che possa essere l'aspetto estetico, che non può assolutamente condizionare il genere teatrale. Infatti cioè, io per esempio questa difficoltà l'ho sempre avuta, perché non sono né troppo brutta né troppo bella, per cui come diceva Titina, insomma, cammino sul filo di un rasoio. Che però ti permette, ecco, di conoscere poi tutte le sfumature del mondo teatrale. Cioè, devo diventare credibile, ecco. Adesso mi sono invecchiata e quindi forse riesco a diventare più credibile. Sei straordinaria, sei sempre molto piaciuta al pubblico, Antonella, la tua recitazione piace molto e riesci a rimandare le emozioni, quelle che ci piacciono quando veniamo al teatro e veniamo lì per te per applaudirti. Infatti speriamo vengano numerosi.
numerosi. Tra l'altro ricordiamo, Edoardo, perché non è mai semplice, ecco, riportare in scena le dinamiche della famiglia Scarpetta, c'è sempre una sorta di timore anche un po' reverenziale, ma tu riuscirai tra l'altro in questa pièce teatrale ad interpretare personaggi maschili e anche femminili, no? Anche femminili, diciamo i personaggi più emblematici in questa Iconici. pièce. Sì, gli iconici sono, a parte questa apparizione di prima donna, ci sarà il primo mentore di Titina De Filippo, la signora Gagliardi, la prima attrice Gagliardi, questo essere che viene evocato forse attraverso riti strani e satanici, che con velette tutta imbacuccata darai sulle sue prime direzioni, consiglierà le prime direzioni a Titina De Filippo. Insomma, uno spettacolo da non perdere, lo ricordiamo, i 2 nuovi allestimenti prima assoluta e anche un approfondimento artistico, quello dell'ascito artistico di Edoardo sui giovani artisti, il primo appuntamento da venerdì 6 a domenica 8 maggio con Titina la Magnifica, in scena la straordinaria attrice Antonella Stefanucci e l'attore Edoardo Sorgente. Complimentissimi al Teatro Triano Viviani di Napoli, non perdetevi questo appuntamento. Grazie davvero. Grazie a voi.